Quasi tutto pronto per la quarta corsa, premio Ansaldo Red, un confronto per 3 anni che non abbiano vinto 3.000 euro in carriera. Sono in 12 a prendervi parte, è ritirato il numero 9 di Galastecca, i favori sono per Genesis Bar, numero 6 Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, è un figlio di Oro Puro Bar, che ha vinto in bello stile all'ultima uscita, è stato giocato alla quota di apertura intorno alla pari. L'alternativa è individuata nel numero 4 di Gabri Pan, un figlio di Ideale Luis e Reila, che si è ben disimpegnato nelle poche corse disputate in carriera, cogliendo già diversi buoni risultati e proponendosi con un buon numero di partenza come alternativa al favorito. Tutto pronto, si va in partenza, numero 1 Guapo MD Francesco Vierzì, 2 Graham Wise L Manuel Pistone, 3 Gianni Spritz Carmine Piscoglio, 4 Gabri Pan Edoardo Bacalini, 5 Gaia Griff Luca Schettino, 6 Genesis Bar Antonio Di Nardo, 7 Jojo Artan Alilai, 8 Ghe Pechegno Filippo Monti, 10 Grade One Run Maurizio Visco, 11 Grey Staff Maurizio Cheli, 12 Guest Camp Giampaolo Minnucci, 13 Guelfo Sì Roberto Vecchione. Macchina che prende velocità, inizia a lanciare, partiti. È veloce Gaia Griff che prende la testa nei confronti di Graham Wise L, e all'esterno c'è subito Genesis Bar che galoppa. Ha sbagliato Genesis Bar sulla prima numero curva. 6 e così Genesis il Bar squalificato. favorito finisce a tabellone. Sulla retta opposta alle tribune, in vantaggio numero Gaia Griff 8 Ghe Pechegno nei confronti di Graham Wise L, poi Gabri Pan e quindi Guapo MD con al suo esterno Gianni Spritz, poi Grey Staff, quindi Grade One Run con accanto Guess Kampf. 29,4 i primi svelti 400 metri di corsa con leader che passa i 600 ore in 45,2. Sembra volersi muovere dalla seconda posizione Graham Wise L, numero che 6, sposta all'esterno, Bar squalificato, anticipando le mosse di Gianni Spritz che avanzava allo scoperto. Sposta dalla corda anche Gabri Pan, entrambi vengono passati all'interno da Guapo MD che si porta a diretto contatto della leader Gaia Griff. E così Gaia Griff sempre in vantaggio, al suo esterno c'è Graham Wise L, poi la mossa in terza ruota da parte di Gianni Spritz, numero quindi 11 Guapo Grey MD. Staff squalificato. Progredisce in terza ruota Gianni Spritz che cerca di portarsi sui primi, Gaia Griff è in vantaggio, Graham Wise L sempre al suo esterno sul passo, in corda Guapo MD, in terza ruota Gianni Spritz, contatto anche Gabri Pan a metà dell'ultima curva, è sempre in vantaggio Gaia Griff, Graham Wise L che non molla, al largo Gianni Spritz, tra i cavalli Guapo MD, poi Gabri Pan, la retta d'arrivo per Graham Wise L che passa nei confronti di Gaia Griff, di dentro Guapo MD, al largo Gianni Spritz, passa Graham Wise, Gianni Spritz al suo esterno che l'attacca, di dentro Guapo MD, nel finale foto tra Gianni Spritz e Graham Wise L, poi Guapo MD, 1:16,4. Percorso aggressivo quello di Graham Wise L con Manuel Pistone, invece in mezzo alla pista Gianni Spritz che si fa praticamente 800 metri di terza ruota, i due che arrivano molto vicini, Graham Wise L che si difende, l'attacco esterno da parte di Gianni Spritz, andiamo a vedere nei pressi del palo, bruttissima, bruttissima foto tra Graham Wise L e Gianni Spritz, al terzo Guapo MD a contatto. Foto per il primo con Graham Wise L di dentro e Gianni Spritz al largo.